Andiamo a Zonzo per i monti. Voglio andare un po' a sensazione. Che posto è. Sbaglio il camion dei pompieri con le maniglie, quasi quasi mi attacco. Subito ho smesso di pedalare. Andiamo? Ma che posto è? La Kiskis. La signora probabilmente la abbraccerò, non lo so. Non mi spaventa la pioggia in salita, ma non mi piace la pioggia in discesa. La grandine. Questo è un po' troppo. Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi intro brevissima perché c'è poco da dire. Ho beccato Federico via Instagram, grande, e andiamo a Zonzo per i monti, già in salita, e come sempre rapporti imbarazzanti. Allora, abbiamo parcheggiato ad Attimis, siamo andati a Tarcento, adesso usciamo da Tarcento e puntiamo Villanova, qua a destra. E qua si sale. Che bello. Sembra fra l'8 e il 9%, almeno per ora. Non sto usando nessuna traccia ancora perché voglio andare un po' a sensazione, perché sennò è troppo facile sapere che cosa ti aspetta e soppesare tutte le fatiche guardando lo schermo. Magari dopo, quando facciamo una sosta, mettiamo giù la traccia, però questa prima salita almeno me la voglio fare così, a sensazione. Che figo. Ci sono dei pezzetti all'11, 10, 11 e poi comunque c'è minimo di respiro. Sì, respiro tipo al 7 e all'8. Tornanti uno dietro l'altro, che figo, che bomba. Sto sperando che questa aria che si sta alzando asciughi e porti via un po' di umidità, perché la temperatura è ottima, ma c'è un umido proprio sulle braccia, lo si sente, un'umidità devastante. Comune di Rusevera, Villanova delle Grotte, metri 670 sul livello del mare. Noi ne abbiamo pedalati 476 per essere precisi in 18 km.2. Che bello come apre qua. Questi probabilmente sono i nomi dei borghetti, delle vie. Non so se avete capito che posto è. Che figo. Non ho parole, veramente bello. Scendiamo un po' direzione Montaperta.
piacevolissima sorpresa, l'asfalto, cioè biliardo, non so se magari il giro è passato proprio di qua, non me lo ricordo onestamente. In caso, se qualcuno di voi lo sa, commentino qua sotto magari, cioè, che roba. Quanti chilometri è che non incrociamo nessuno? Da quando abbiamo scollinato a Villanova. A parte le auto, una tanto. Sì. Chiamata ovviamente, però sono 3 ciclisti, 4 ciclisti, quindi ci sta. Ponte aperta. Che figo. Ciao. Devi fare acqua? Che posto. Mamma mia, che roba! Stiamo salendo da qui, direzione Taipana. Questa dovrebbe essere, se io e Federico non ci sbagliamo, breve ma intensa. Quindi breve ma dura. Sì, pende, tira su questa. Ci siamo? Sembrerebbe di sì. Questa è la provinciale 38, scopro adesso, ma comunque in descrizione come sempre c'è il link al giro su Strava. Noi siamo qua a Taipana. L'idea sarebbe scendere in direzione Port Sus. Qua c'è Monte Prato. Fra l'altro qua sono stato in mountain bike, quindi se non avete visto il video vi lascio il link qua in alto a destra. Qua adesso è da capire un po' le strade. Che bomba! Grande Fede! Qua c'è una cascata che non so se si vedrà, ma la valle è devastante, bellissimo. Quindi stiamo salendo da Taipana e poi punteremo Prosenicco, dove probabilmente faremo una sosta. Realisticamente sì. Anche qua sempre senza traccia sul computer, quindi non so a che punto sono o com'è la strada, se non in questo istante. Bello il camion dei pompieri con le maniglie, quasi quasi mi attacco. Avrei dovuto avere più freddezza, mettere una mano sulla maniglia e fare ovviamente il com. Questo si farà sentire. $11%,
in aumento. 13, anche basta, dai, non più di 13. Qua molla. 11. Che roba, pazzesco. Allora, Federico ha letto il cartello e mi ha detto Monte Maggiore, solo 3 km. Ho subito smesso di pedalare. Cioè, andiamo? No, andiamo a fare una pausa a Prosecco. Comunque 35 km, 9,68 precisi in questo momento di dislivello. Stiamo pedalando da 1 ora e 51 effettiva. La giornata si sta anche aprendo. Dai che siamo fortunati. Comunque effettivamente quello qui sulla sinistra è stranamente molto vicino. Controllerò. E che posto! Bello! Non prendetemi a male parole, ma una delle cose che non ho ancora mai fatto in regione è andare sul Mataiur, che a questo punto è questo qua dietro. Mi confermate che lui, guardando un po' la cartina prima del giro, non mi sembrava che fosse così tanto vicino. Adesso guardando i cartelli, prima ne abbiamo incrociato uno, Monte Maggiore 3 km, boh, mi sembra troppo poco 3 km. In caso fatemi sapere se voi avete fatto queste strade per poi puntare al Mataiur. Questo è lo scollino Sella Sant'Antonio, 790 metri sul livello del mare. Se noi siamo qua a Sant'Antonio, lui è decisamente il Mataiur, sicuro. Comunque la nostra idea sarebbe andare a Prosecco. 9 tecniche di discesa: presa alta a sinistra, presa bassa a destra. Noi non facciamo delle cose creative oggi. La Tischis, comune di Taipana. Sì, ma che posto è? Ma che posto è? La Tischis. Mettete una stellina sulla mappa. Stupendo. Watch out for the brecciolino, very dangerous. Ma
Ma che figata! Che figata! Io sono un curioso e qua, se vedo il camion dei pompieri fermo, che spettacolo! Comunque siamo di nuovo in salita, 7-8%, e si sale. La pace di questi posti, di queste salite, in queste giornate, è una roba veramente preziosa. Me la sto proprio godendo. Fra l'altro weekend incredibile, sia questo che lo scorso. Settimana scorsa, la domenica, il giro a Monte Fosca, e voi avrete, credo, già visto il video. In caso ve lo lascio come sempre qui in alto a destra. E ieri, sabato, finalmente mi sono tolto lo sfizio, esaudito il desiderio di andare a girare in mountain bike sui bastioni a Palmanova. Altro giro fighissimo che avrete, credo, già visto qua sul canale. Che bomba! E non è ancora iniziata la stagione per me, perché il calendario di quest'anno inizia con gli appuntamenti veri fra un bel po'. Questo qua è tutto oro colato, grasso che cola, roba che cola, dai, insomma. Mamma mia, che posto, che posto. Assurdo. Incredibile. Allora, su questa sezione di strada bianca, adesso mi tolgo dai casini, nella parte qua più pulita, abbiamo capito che abbiamo già passato, io non me ne sono accorto, Prossenicco, e stiamo già salendo a Porzus. Quindi a questo punto continuiamo a salire e faremo una pausa più avanti. Ma che roba! Incredibile oggi, incredibile. Cartelli? Niente. Boh. Ma sai che... Sì, c'è anche il cartello. Stavo guardando la mappa adesso e Prossenicco effettivamente me lo dà qua davanti. Quindi siamo giusti. C'è anche il cartello lì. Dai che ci siamo. Che forse riusciamo a stare nei programmi e fare una pausa lunga prima del Porzus. Abbiamo girato la curva, cioè che la signora probabilmente la abbraccerò, non lo so, cioè stava mettendo fuori la tovaglia. Sì, ciao. Sotto sì, ci sono le camere, c'è tutto il giardinetto. Sì, abbiamo detto pausa, ma non è che se ti schiacci un pisolino. Ah no? Ah no? Allora, 2 camere. Dai, che figo. E vi fermate fuori? Ma sì, sì. Siamo lì magari se Sì, possiamo. oppure se volete c'è anche il terrazzo. Terrazzo. La fatica la mettiamo noi. Loro mettono il cibo e la musica da baita. Sì. Che posto è? Ah, niente. Vi va bene o questi 2 tavoli? No, vabbè. Va bene? Perfetto. Sì? Perfetto, grazie mille. Quindi porto da bere intanto. Acqua Per me naturale, acqua. frizzante. Io una coca e mangerei un toast. Un Toast. panino? Allora, panino sì.
che bello! Di nuovo in sella e spero che vi siano piaciute le clip col drone, perché il posto è questo qua. Clamoroso sto posto, incredibile. Ho paura che stiamo andando verso il brutto tempo. Ha fatto 2 schizzi di pioggia adesso, ma qua è ancora pulito, là invece è già bello scuro. Arrivederci, Nasvidanie, goodbye, auf Wiedersehen, arrivederci. Torniamo all'interno del comune di Artemis, uscendo da Taipana. Che giro oggi, ragazzi! Aria di pioggia. Secondo me noi dobbiamo andare verso sinistra adesso, puntare verso di là e andremo dritti dritti sotto il maltempo. Cosa facciamo? Valutiamo, magari ci fermiamo, guardiamo la mappa? Sì, vediamo un attimino, dai. Dimmi tu quando vuoi fermarti. Sì, qua più avanti, dai, vediamo. Qua secondo me non abbiamo alternative. Diamo un occhio. Io direi arriviamo fino a questa svolta qua. Sì. E qua decidiamo o andiamo a destra. E questo qua cos'è? Forame. Malina non conosco. Però questo qua taglierebbe, esatto. Purtroppo taglierebbe Porzus, però sì. Non mi spaventa la pioggia in salita, ma non mi piace la pioggia in discesa. È che una volta finito Porzus, cioè, a parte che qua si sale, secondo me. Sicuro, si salirà tanto quanto Porzus. Eh. Dai, arriviamo alla svolta e dopo valutiamo. Sì. Stiamo andando dritti verso il maltempo. Meteo del campo di regata. Allora, sta girando un po' strano, come se il brutto tempo ci stesse aggirando e quindi graziando. Spero di non averla detta troppo presto, ma chi lo sa, scopriremo. Questo è il tornante che ci fa passare sull'altra parte, sull'altro costone. Qua cominciamo a rientrare. Effettivamente brutto tempo, sembra aver girato così. Vediamo. Eccoci qua, questo è il bivio. Con l'aria fredda ho dovuto un attimino allungare, perché se no non mi sarei mai scaldato dopo il pranzo. Adesso aspetto un attimo Federico, tanto non è un problema. Fra l'altro ho scoperto che lui viene su col 28, cioè il rapporto più agile che ha è 36-28, follia. Cioè, io non lo farei mai, grandissimo fare dei giri così col 36-28, veramente tanto di cappello. Grandissimo, siamo al bivio. Bene, l'assemblea ha deliberato, saliamo a Porzus. Diciamo che non è proprio invitante, ma è invitante perché lo rende un po' più epico, dai. Mi metto qua che c'è asfalto nuovo. È un'altra roba di qua, eh? Non dico niente, guardate solo le immagini. Eccola la pioggia. Primo chilometro, inizia a piovere.
Ho accelerato sia per scaldarmi, visto che la temperatura è andata abbastanza giù, e sia perché prima arrivo su, prima magari trovo riparo. Non piove tanto, ma ci sono delle gocciolone da 1 litro ciascuna. Eh sì. Rettifico, è grandine. Buongiorno. Sì, sì. Lì sotto. Pensavo già su io. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Anche lei qui? Salve, sì. Madonna. Temporali estivi. Allora, questa è la situazione. Avevamo in mente una roba epica, ma questo è un po' troppo. Soprattutto sarebbe stato epico 85 euro di taxi per tornare ad Artemis. Quindi proviamo a scendere. Come se non bastasse, ovviamente la pioggia stanno tutti i sassi, le foglie. Prendiamo un'incrudita qua, il freddo. Infatti do 2 colpi di pedali con i freni tirati, almeno per fare girare le gambe, per scaldarmi un po'. Un po' di salita, mi scaldo. Madonna. Ok, vedo il centro abitato, sarà Portus, destra. Sì, vedo qualcosa. Quindi questo sarebbe un bar mai chiuso. Cominciamo qui e dobbiamo andare qui. Al tempo. Ecco qui. Che voi capirete perché probabilmente lei non sta invitata, ma le mie mani tremano. Adesso grazie. Come si chiama? Luciano. Grazie Luciano che ci dà un passaggio ad Artemis. Ma così mi fa sentire in colpa. Non volevo interrompere la pennichella. Tac, e siamo arrivati noi. Grazie mille per il marrone. Luciano, grazie mille, gentilissimo, vado a recuperare il mio compagno domani. Grazie mille, buonasera, grazie. In pratica questo è iniziato come vlog di bici e finisce come vlog di guida. Ma vabbè. Abbiamo fatto una roba super epica. Allora, freddo cane, io non so tu, ma io sto ancora tremando. Sì, sì, Tac. Dove ti ricapita che torni con la macchina calda, ti do, facciamo metà della mia fiesta, cioè questo qua è tipo matrimonio, cioè, ma soprattutto tutto questo è il tiro epico tutto documentato, cioè, ma anche da parte tutto, ma che top, dai, che figata. Opla. Boh, oh, grazie mille, grande giro. Mi raccomando, grazie. Stammi bene, ci sentiamo. Ci Sì. rivedremo. Ciao ciao. Quindi bilancio. Grande giro
con Federico e ne parlavamo prima perché anche lui, senza nessuna imbeccata, ha fatto il bilancio esattamente come lo farei io. Cioè, in questo giro c'era veramente tutto. Nuova conoscenza, io e Federico reciprocamente, bellissimo giro, stupende le strade, panorami, posti, mangiato giusto, soste giuste, una figata il posto dove ci siamo fermati a pranzo. Quel tantino di epico, di particolare che lo si può secondo me leggere in modi diversi, cioè abbiamo preso la grandine e quindi non abbiamo finito tutto il giro e quindi sarebbe la scusa perfetta per tornare nello stesso posto, che è una cosa che non faccio quasi mai, e l'idea di rifare per esempio Porzus per farlo guardando il panorama, o magari salire da dove siamo scesi oggi in macchina, dove invece saremmo dovuti scendere in bici. Veramente figo, cioè non chiudere il giro, volendo leggerlo in modo positivo, è positivo appunto perché posso tornarci, ho voglia di fare ancora quello che mi mancava. Quindi veramente tanta roba, bilancio super positivo del giro di oggi, appunto nonostante la grandine è andato tutto bene, anzi abbiamo avuto fortuna e veramente è stato un angelo il signor Luciano. Figo, tanta roba, io sono contentissimo, anche Federico mi sembra che è rimasto contento, soddisfatto. Tutto il weekend è stato assolutamente top, veramente incredibile. Ho fatto esattamente quello che ho detto adesso, cioè posto nuovo Palmanova ieri, e voi avrete visto il video la settimana scorsa con un bel gruppo di amici, ieri Bastioni, oggi lui. Veramente non avrei potuto chiedere di meglio. Questo weekend segue il weekend scorso, dove la domenica sono andato a Montefosca e voi credo che avrete già visto il video 2 settimane fa, quindi veramente un periodo spettacolare. Scusate il pippone di chiusura, io direi che ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto questo giro lasciatemi un commento, fatemelo sapere qua sotto, lasciate anche un bel like, se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo perché stiamo diventando un bel gruppetto e anche il fatto di essere uscito oggi con Federico dimostra che ci sta sentirsi, ipotizzare di fare un giro insieme, di fare qualche chilometro anche se non vogliamo fare magari giri impegnativi, ma semplicemente per me è veramente figo dare una faccia alle persone con le quali mi scrivo via Instagram, sotto i video come in questo caso, o su Strava e cose del genere. Quindi tanta roba, ci vediamo in giro, se vi va fatevi sentire anche via Instagram per appunto fare qualche giro insieme. Ciao!